Una campagna elettorale lunga, perché è partito molto prima del suo avversario, è una campagna elettorale che ha portato un risultato che vi eravate posti, poi avete raggiunto l'obiettivo tramite per un punticino, insomma, ma quasi sfiorato il 30%. Com'è andata questa campagna elettorale? Beh, è stata una campagna bellissima, è stata una campagna in cui abbiamo raccolto una squadra che aveva voglia di dare una voce diversa al Veneto e abbiamo detto come commento, abbiamo piantato il chiodo a metà parete, continuiamo la salita, venivamo da un 15% nel 2020 e adesso abbiamo sfiorato il 30%, quindi siamo soddisfatti, ma non è appena iniziato il cammino e vogliamo continuare con questa bella squadra. Ecco, proprio a proposito di questo incremento del 15% in più, quasi 15% in più, cosa è cambiato rispetto a 5 anni fa? Ma la squadra, l'atteggiamento, la voglia di proporre al Veneto delle proposte credibili, l'ascolto, quindi tante persone che si sono messe in gioco, quindi devo ringraziare la mia squadra che veramente è stata una squadra di persone credibili che ha veramente raccolto consensi, ma tutti con la percezione abbiamo iniziato un viaggio, abbiamo iniziato un cammino, vogliamo dimostrare di essere sempre più impattanti in Veneto. Ecco, lei ha parlato di squadra e fa parecchi aneddoti riguardo allo sport, all'arrampicata. Ecco, a proposito di squadra, se gli avversari non avessero avuto quel Maradona di nome Luca Zaia, cosa sarebbe successo? Ma Luca Zaia ci ha sorpreso tutti per il, veramente lo sconquasso che ha fatto nell'equilibrio tra Fratelli d'Italia e Lega, ma anche per il fortissimo impatto reputazionale che ha in Veneto. Penso che sia ancora il soggetto dal quale la politica veneta non può prescindere, bisogna sempre fare i conti con veramente un fuoriclasse. Alberto Stefani, nuovo governatore, si trova con un accordo fatto precedentemente, si trova a comandare un gruppo che realmente fa parte della maggioranza, ma non è il suo gruppo, non è la sua squadra. Come vede questa collaborazione? Beh, sicuramente Alberto Stefani, che è un ragazzo molto intelligente, avrà le sue gatte da pelare, i suoi equilibri da mantenere. Ha già detto che i patti sono da rispettare, non ho dubbi che rispetterà i patti tra Fratelli d'Italia e Lega, anche per come l'ho conosciuto. Sicuramente l'eredità di Zaia è un'eredità pesante, la maggioranza non sembra così coesa, quindi penso che io gli ho augurato buon lavoro per mantenere la fiducia che gli hanno dato i Veneti, ma qualche grattacapo probabilmente ce l'avrà. E voi come vi porrete rispetto a questa maggioranza accordata precedentemente, ma non dai voti dei Veneti? Beh, noi vogliamo essere quello che abbiamo iniziato, una forza propositiva, una forza che vuole diventare un centro-sinistra veramente alternativo alla guida del Veneto, quindi ci porremo in modo assolutamente propositivo su temi fondamentali che sono lo sviluppo economico, il lavoro, i giovani, la sanità, l'ambiente. Dovremo proporre delle nostre idee, delle nostre proposte, dovremo continuare quella campagna d'ascolto che abbiamo iniziato da luglio di quest'anno per sentire sempre di più le esigenze dei veneti e essere capaci di interpretarle in modo propositivo anche dalla parte dell'opposizione. Ecco, due temi, ha parlato di due temi che sono molto interessanti. Uno trattato da tutti, uno trattato pochissimo. Il primo è l'ambiente, trattato pochissimo e pochi ne parlano, nonostante abbiamo una pianura padana inquinatissima, dove abbiamo un sacco di problemi anche con l'acqua e di queste cose qua. Cosa farete Beh, realmente? l'abbiamo detto in tanti incontri, c'è un'area che manca l'aria, lotta all'inquinamento, cercare di capire in che modo degli stili di vita diversi, che siano quelli della scelta di un trasporto pubblico rispetto al veicolo privato, quello dell'attenzione anche al riscaldamento, quindi maggiore efficientamento, pompe di calore, andiamo nelle linee anche delle linee di finanziamento del PNRR dell'Europa, quindi dobbiamo pensare, avere dei comportamenti che ci portano ad avere minori emissioni. Il tema dell'acqua è fondamentale, dobbiamo essere molto più stringenti, molto più attenti di quanto è stato fatto negli ultimi 20 anni sul tema dei PFAS, c'è un tema di prevenzione, di controllo, di contenimento e di bonifica, quindi su questi dovremo essere assolutamente propositivi e attenti. E sullo sfondo c'è questo tema della nostra fragilità, il rischio idrogeologico, dove dobbiamo veramente essere molto, mettere tutte le forze vive del nostro Veneto, dall'ambientalismo scientifico, le università, i comuni, per cercare di avere delle azioni che possono contenere questo rischio. Quindi l'ambiente, il rischio idrogeologico, acqua e aria devono diventare delle priorità. Invece l'altro tema, che è stato trattato praticamente da tutti, sia nelle nostre interviste ma nella varia campagna, è la sanità. Sanità,
come si può agire, come si può risolvere. La sanità, noi saremo un fortissimo pungolo che la sanità rimanga pubblica, rimanga diritto universale, fondamento della giustizia sociale. Su questo siamo assolutamente intransigenti e convinti, eredi di Tina Anselmi, e dobbiamo essere veramente orgogliosi di essere il territorio che gli ha dato i natali. E poi dobbiamo pensare dal punto di vista dei professionisti, delle persone che lavorano all'interno della sanità, infermieri, medici, operatori sanitari, dobbiamo ridargli dignità, riconoscimento del ruolo, anche una retribuzione più adeguata, in modo da incominciare a fronteggiare il tema delle liste d'attesa, che anche in Veneto è un tema molto difficile, perché 300.000 veneti hanno rinunciato a curarsi e molti devono pagare le prestazioni con il cosiddetto out of pocket, quindi pago in modo privato delle prestazioni che mi dovrebbe dare il pubblico. Ecco, su questo dovremmo fare anche qui una opposizione propositiva, perché la sanità pubblica è fondamentale. Veneto, sanità, eccellenza nell'eccellenza, ma nella quotidianità c'è molto da fare, e soprattutto all'interno di questo sulla salute mentale, che è veramente stata una Cenerentola. Qual è la prima azione che farà appena avrà accesso a Palazzo Farrofic? La prima abbiamo già cominciato a farla, una grande squadra, i 15 consiglieri di opposizione. La seconda, dividersi bene i compiti, chi guarderà bene, io guarderò bene pianificazione territoriale, bilancio e sanità, altri che guarderanno bene altri temi, per poter essere propositivi e concreti, per capire, ripeto, come fare un'opposizione costruttiva che si faccia sentire e ascolti bene i veri bisogni dei veneti.